Presidente Renato Salvadori, un commercio e un terziario trevigiano che crescono e che soprattutto cambiano. Cambia la società come fa a non cambiare il commercio, che è la rappresentazione più diretta di questa società. La trasformazione in atto è una trasformazione che peraltro sta dentro il DNA del commercio. Se qualcuno mi chiedesse come va definito il terziario in una parola, io direi il settore capace comunque e sempre di fare sintesi. La parola è sintesi. Ma su quali linee si sta evolvendo il commercio e il terziario trevigiano? A me pare fondamentalmente su tre. La prima, l'accorpamento, quindi le strutture diventano più consistenti rispetto a prima. Secondo, la innovazione, che è fatta soprattutto di digitalizzazione di commercio elettronico. Terzo, ed è un settore in totale controtendenza, attraverso l'assunzione di giovani, di ragazzi, quindi di ragazzi neoformati che vengono inseriti nelle aziende portando due vantaggi: una riduzione del cuneo fiscale nella fase di formazione, ma soprattutto una conoscenza tecnologica, informatica, di sensibilità rispetto al mercato che non può che far progredire le aziende. Si trovano questi giovani? Qualche suo collega dice che si fa fatica di altri settori produttivi. Questa è un'altra partita che meriterebbe un approfondimento lungo una giornata. Provo a sintetizzarla così: i lavori, per essere ambiti, devono avere una propria dignità. E quindi se noi diciamo che fare il cameriere, fare il macellaio, fare il commesso, fare l'operatore di back office è un lavoro, sì, ma non è come fare l'avvocato, fare l'architetto, fare un'altra roba, è evidente che faremo difficoltà a trovare persone in grado di fare questo. Ma se noi diciamo che un ristorante vale per la capacità di accoglienza del suo cameriere, se noi diciamo che i macellai imprenditori propri abbandonano le botteghe per diventare dipendenti della grande distribuzione a valori in termini di mese che sono 2 o 3 volte quelli che avrebbero potuto guadagnare facendo gli imprenditori, allora significa che non solo stiamo parlando di dignità, ma stiamo anche ragionando di una capacità economica assolutamente rilevante con cui i giovani devono e possono far conto.